onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e ben ritrovati al TG di Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario.tv di giovedì 20 agosto 2026. In apertura, Donald Trump stringe l'assedio economico sull'Iran e annuncia un D-Day contro Teheran e contro chi continuerà a sostenerla. Sul fronte migranti, anche l'Austria riattiva i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. A Vicofaro il Vaticano conferma la rimozione di Don Massimo Biancalani, mentre Salvini commenta: il tempo è galantuomo. Sigfrido Ranucci denuncia un presunto piano globale contro di lui, chiamando in causa Trump e perfino la P2. Nella Lega, Claudio Durigon rilancia l'ipotesi Salvini al Viminale. E dagli Stati Uniti, Erika Kirk invita i giovani conservatori a non arretrare nei campus e a difendere le proprie idee nel confronto. Questi i titoli principali. Ora entriamo nel vivo del nostro giornale. Trump assedia l'Iran, guerra economica. D-Day economico contro Teheran. Donald Trump cambia campo di battaglia contro l'Iran. Dopo Hormuz e il muro sui negoziati, la Casa Bianca passa alla leva economica. Il presidente parla di D-Day economico e avverte governi, banche e imprese. Chi offrirà a Teheran vie di fuga dalle sanzioni rischia conseguenze americane. L'Iran cerca ossigeno nei rapporti con Russia e Cina. Washington prova a chiuderne le vie di sopravvivenza economica. Trump non ha ancora dettagliato le misure, ma la svolta è chiara. Ieri lo scontro era sullo stretto, oggi è sui soldi. Migranti, rotta Italia. Anche l'Austria remigra da noi. Dopo Germania e Svizzera, anche l'Austria rimanda richiedenti asilo verso l'Italia. 4 trasferimenti sono già avvenuti dal 12 giugno. Il numero è piccolo, ma il segnale è più grande. Vienna ha riattivato il meccanismo che riconsegna allo Stato competente i dublinanti, migranti registrati in un paese e poi arrivati altrove. Per l'Italia il rischio è doppio: arrivi dalle frontiere esterne e trasferimenti dal resto d'Europa. Berlino, Berna, Vienna, la lista si allunga. Se l'Italia protegge una delle principali frontiere esterne, confini, rimpatri e responsabilità devono essere europei. Vicofaro, via Don Biancalani. Salvini, il tempo è galantuomo. Il Vaticano conferma la rimozione di Don Massimo Biancalani dalle parrocchie di Vicofaro e Ramini. Il Dicastero per il Clero ha respinto il ricorso contro il provvedimento dell'ex vescovo Fausto Tardelli. Vicofaro era diventata un simbolo dello scontro sull'accoglienza, tra ospiti, proteste dei residenti e battaglia politica con la Lega. Salvini commenta: il prete dei clandestini lascia Vicofaro, il tempo è galantuomo. La decisione riguarda l'opportunità pastorale della permanenza di Biancalani, non una condanna disciplinare. Salvini rivendica però una battaglia durata anni. L'accoglienza, sostiene la Lega, non può significare assenza di regole. Ranucci e il complotto. Trump e P2 nel piano contro di lui. Un piano globale della destra contro Sigfrido Ranucci, con dentro l'informazione italiana, Donald Trump e persino la P2. È la ricostruzione rilanciata dal conduttore di Report in un'intervista a Repubblica. Ranucci parla di una chiara regia dopo la bomba contro di lui e sostiene che l'obiettivo sarebbe delegittimare magistratura e giornalismo indipendente. Evoca poi un disegno trampiano e lo accosta al piano di Licio Gelli. Accuse enormi. Quali fatti dimostrano una regia simile? Le indagini devono fare il loro corso. Le ipotesi degli investigatori sono una cosa, la lettura politica di Ranucci un'altra. Più grande è l'accusa, più solide devono essere le prove. Salvini al Viminale. Durigon rilancia il leader. Matteo Salvini di nuovo ministro dell'Interno. A rilanciare l'ipotesi è Claudio Durigon, vice segretario della Lega e sottosegretario al lavoro.
Intervistato dal giornale sul possibile ritorno di Salvini al Viminale, risponde che sarebbe la persona giusta al posto giusto. Durigon non mette in discussione Matteo Piantedosi e nessun rimpasto risulta deciso. Ma il segnale è evidente. Una parte del partito riporta Salvini sul terreno di sicurezza, immigrazione e controllo dei confini. Non è ancora un progetto di governo, ma una proposta che sposta la domanda. Quale ruolo vuole tornare a giocare Salvini nel centrodestra? Erika Kirk. Ragazzi, non arretrate. L'appello ai giovani conservatori. Non abbassate la testa, continuate a discutere, anche dove siete contestati. È il messaggio di Erika Kirk agli studenti conservatori americani nel primo anno accademico dopo l'assassinio del marito Charlie, fondatore di Turning Point USA. Erika mette in conto insulti e contestazioni nei campus, ma dice che la risposta non può essere ritirarsi. Ricorda il metodo del marito: andare nelle università dove molti la pensavano diversamente, cercare il confronto e insegnare ai ragazzi a difendere le proprie convinzioni. Il messaggio è semplice: il dissenso non si combatte con il silenzio. Il conservatorismo, sostiene, deve entrare nell'arena e argomentare meglio. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. BCE, paga l'Italia. Energia su, tassi verso l'alto. Se l'inflazione corre soprattutto per colpa dell'energia, alzare ancora i tassi è davvero la medicina giusta per tutti? A luglio l'inflazione nell'Eurozona è salita al 2,9%. La componente energetica segna più 10,3% su base annua, mentre l'inflazione di fondo si ferma al 2,5%. A mettere a fuoco il problema è Luigi Campiglio, professore di politica economica all'Università Cattolica, intervistato da ilsussidiario.net. Considera possibile un nuovo ritocco dei tassi BCE già il 10 settembre, ma avverte che l'inflazione non è uguale dappertutto. In Spagna è al 3,9% e l'Italia, ricorda, è spesso tra i paesi colpiti per primi dalle decisioni dell'Eurotower. Il conto arriva su mutui, credito e investimenti. Uno shock energetico rischia di frenare la crescita. Campiglio chiede un minimo spazio di flessibilità fiscale. Combattere l'inflazione è necessario, evitare che l'Italia paghi per prima lo è altrettanto. Odessa nel mirino. Trump riapre il dialogo con Mosca. Donald Trump ha riaperto il telefono con Mosca, ma mentre la diplomazia torna a parlare, sul campo la Russia avanza e potrebbe chiedere più di quanto chiedeva all'inizio della guerra. È il quadro tracciato dal generale Marco Bertolini nell'intervista a Sussidiario TV. Secondo Bertolini, con Trump si è riaperta una sorta di telefono rosso tra Washington e il Cremlino. Non significa che la pace sia vicina, ma che le due potenze hanno ricominciato a parlarsi. Per il generale è un buon segnale. Sul campo descrive una guerra di logoramento che premia Mosca. Ed è qui che compare Odessa. Bertolini, che all'inizio considerava irrealistico immaginare una Russia oltre Donbass e Crimea, sostiene che oggi, con un'Ucraina più debole, Odessa potrebbe essere un obiettivo conseguibile. È uno scenario dell'intervistato, non un piano ufficiale del Cremlino. Ma perdere Odessa metterebbe in discussione lo sbocco ucraino sul Mar Nero. Tenere aperta la diplomazia non significa stare con Mosca. Più la guerra dura, più peggiorano le condizioni della pace. Finisce l'appuntamento con il TG di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito. Torniamo domani con una nuova edizione, sempre qui sulle frequenze di Radio Libertà. A presto! Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario.